Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un cittadino pakistano è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone. L'uomo in sella alla propria bicicletta è stato sbalzato a una decina di metri. L'incidente è avvenuto a San Marco di Mereto di Tomba. Investimento mortale all'alba di oggi a San Marco di Mereto di Tomba, lungo l'ex strada provinciale 60 per causa al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Udine, un 56enne di nazionalità pakistana, Mohammed Syed, è stato centrato da un furgone che procedeva nello stesso senso di marcia. Il ciclista era in compagnia di un amico proveniente dal Bangladesh. Ma lui è colpo prima a lui, quello che è morto, sì, dopo a me. Anche io caduto per terra. Sì, io alzava lo stesso e chiama a lui, sì, ma lui non risponde perché lui è morto. Syed è stato sbalzato 10 metri ed è rovinato nel fosso che costeggia la strada. È morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Pare che nonostante la visibilità fosse ridotta, i due pedalassero sprovvisti di fanali e giubbotti catarifrangenti. Per il conducente del mezzo sarebbe stato quindi impossibile vederli e quindi evitare lo schianto. Dopo la chiamata al 912, gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'automedica da Udine. Hanno allertato quindi le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, vani però i tentativi di rianimare il ciclista. Mohammed Syed stava andando a trovare moglie e figli di 9 e 14 anni a Udine, ma nel capoluogo friulano non è mai arrivato. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e recuperati dal soccorso stradale Sovran. Due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale accaduto sulla Ponte Bana a Tricesimo. Il conducente ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata e si è incendiata. A rimanere feriti sono stati lui e un passeggero. Entrambi sono stati portati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Scappa dopo un incidente ma perde la targa e viene fermato, guidava senza patente. È successo tutto lo scorsa notte a Udine durante i controlli straordinari della polizia per il Ponte dell'Immacolata. Le persone controllate sono state 177 e a 6 automobilisti è stata ritirata la patente. Uno di loro guidava con un tasso alcolemico 3 volte sopra il limite. La Cassazione ha annullato l'assoluzione di Paolo Caligaris per l'omicidio di Tatiana Tulissi, uccisa a Manzano nel 2008 con 3 colpi di pistola. Un processo tornerà in Corte d'Assise d'Appello a Trieste. Paolo Caligaris dovrà affrontare un nuovo processo per l'omicidio di Tatiana Tulissi, uccisa a Manzano l'11 novembre 2008 con 3 colpi di pistola. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha annullato la sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Trieste aveva assolto l'ex compagno della vittima. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo oltre 4 ore di Camera di Consiglio. A impugnare il proscioglimento dell'imprenditore manzanese era stato, lo scorso febbraio, il sostituto procuratore di Udine Marco Panzeri. Una vicenda giudiziaria, quella di Caligaris, davvero molto complessa. La posizione dell'uomo era stata archiviata nel 2012 per essere riaperta 8 anni dopo. Nel settembre del 2019 il GUP di Udine lo riconobbe colpevole di omicidio volontario, condannandolo in primo grado a 16 anni di reclusione. 2 anni dopo la soluzione in appello per non aver commesso il fatto. Nella sentenza di secondo grado i giudici avevano rilevato la contraddittorietà di un testimone, problemi sulle tempistiche e l'infondatezza del movente, ovvero la crisi della coppia. Ancora non si conoscono i motivi per i quali la Cassazione ha rinviato il processo alla Corte d'Assise d'Appello. Si sapranno nelle prossime settimane, dopo il deposito della sentenza. Cerimonia questa mattina a Cormons per la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Comunità del Coglio. La Comunità del Coglio è ufficialmente realtà. I sindaci dei 10 comuni facenti parte di questo nuovo ente pubblico intermedio hanno sottoscritto questa mattina a Cormons l'ok allo statuto redatto in 3 lingue, italiano, friulano e sloveno. Presenti all'atto della firma anche il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Perché oltretutto sta dentro il percorso della nostra riforma, c'è un percorso basato sulla volontarietà, quindi l'esigenza dei comuni, scelta dai comuni e organizzata dai comuni, e quindi la comunità che oggi nasce va in quella direzione. Devo dire è già iniziata diciamo in modo informale precedentemente alla giornata di oggi. Sono stati fatti degli studi specifici con esperti per capire come ottimizzare le risorse pubbliche e le capacità dei singoli comuni, e oggi questa scelta dei comuni suggella diciamo questo percorso, e sono contento di essere presente.
Dall'1 gennaio prossimo la Comunità del Coglio, che comprende le municipalità di Cormons, Capriva del Friuli, Dolegna del Coglio, Farra di Sonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, San Floriano del Coglio e San Lorenzo Isontino, inizierà il proprio lavoro mettendo in sinergia i servizi tributi, polizia locale e SUAP. La Regione garantirà nel primo triennio 200.000 euro annui a parziale copertura dei costi dell'ente. Si avvia a soluzione la vicenda delle autorizzazioni per l'installazione di The Horse e tavolini all'aperto da parte degli esercizi pubblici. Ad annunciarlo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha sottoposto la questione al Ministro dei Beni Culturali Gennaro Sangiuliano. C'è stata la piena disponibilità del Ministro Sangiuliano, che aveva molto ben presente il problema e ha agito in modo tempestivo, e adesso durante l'iter della legge di bilancio verranno fatti i correttivi necessari per prorogare almeno di 6 mesi le deroghe Covid, e quindi avere il tempo per costruire un iter che sia il più semplice possibile e non vada ad appesantire per i pubblici esercenti tutte le procedure burocratiche, e oltretutto che sarebbero anche onerose. Il Ministro ha detto che vuole seguire questa direzione, io la condivido pienamente e lo ringrazio anche per la tempestività con la quale ha agito. Un contributo per pagare le bollette che potrà arrivare fino a 240 euro a famiglia. A deciderlo il Comune di Tolmezzo, con un intervento una tantum per le persone residenti nel territorio comunale con ISEE di importo pari o inferiore a 15.000 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 dicembre. Primo giorno sugli sci in Friuli Venezia Giulia, impianti aperti solo a Sella Nevea, ma grande affluenza di turisti e appassionati per il lungo ponte dell'Immacolata. Siamo andati proprio a Sella Nevea, dove per noi c'è Alberto Comisso. Buongiorno da Sella Nevea. Oggi è cominciata ufficialmente la stagione sugli sci. Questo è l'unico comprensorio nel quale le persone potranno divertirsi al momento sulla neve. L'attesa è tanta, la pandemia ha creato un po' di problemi per gli amanti della montagna, quindi c'è tanta attesa e trepidazione per riuscire effettivamente a tastare questa coltre soffice appunto bianca. Ha nevicato non molto, l'ultima neve risale a circa una settimana e mezza fa, ma come vedete alle mie spalle ci sono diciamo così gli sparatori di neve artificiale che sono già stati messi in funzione. Tanta la gente, anche se non tantissima, proveniente da tutta la regione Friuli Venezia Giulia, ma anche dal vicino Veneto. Poi in A Voi la Linea sentiremo anche le loro testimonianze di chi proprio si approccia a cominciare questa stagione invernale, i cui presupposti sono sicuramente ottimi. Gli hotel, alcuni sono aperti, alcuni sono chiusi. Giustamente il ponte dell'Immacolata è un po' il banco di prova. Si spera invece nel Natale e nel Capodanno che sia sicuramente il pienone qui a Sella Nevea e negli altri impianti che apriranno nella regione. Allora una buona stagione invernale, un buon ponte dell'Immacolata a tutti. Vi restituisco la linea. Grazie ad Alberto Comisso, ci scusiamo per la qualità delle immagini in riferimento appunto a questo collegamento in diretta da Sella Nevea. Ora ci spostiamo a Sappada, dove c'è entusiasmo, ma gli impianti sono rimasti fermi. Si registra comunque il tutto esaurito, con decine di appassionati sulle piste di sci di fondo. Sappada ha avviato oggi la sua stagione turistica invernale con la pista del fondo di Cima a Sappada, che ha accolto molti appassionati di sci nordico già dal mattino per la prima sciata della stagione. Le vie della Sappada Vecchia, molti sono stati turisti che si sono concessi una passeggiata tra le antiche case tipiche della località, tutto esaurito nei ristoranti e nelle strutture ricettive che già da questo ponte dell'Immacolata hanno deciso di avviare l'attività per questa stagione turistica invernale, che si preannuncia di grandi soddisfazioni per gli operatori del settore. Siamo innamorati, ormai sono quasi 20 anni che siamo qui. Ci sentiamo mezzi sappadini anche se siamo veneti, forse si sentirà dall'accento, non lo so. Nella mattinata è stato presentato il presepe realizzato con legno antico della località montana e con i sassi del Piave da Franco Giordano, un vero gioiello di artigianato artistico. Amo questa città e ormai non posso, ma volentieri verrei a abitarci per sempre. Lei si è fatta aiutare da suo nipote Filippo. Sì, anche per la preparazione di tutte le casette è forse quello che richiede più tempo. Andiamo a Udine, piazza San Giacomo, da oggi fino a Natale è tutta per le famiglie, punto di riferimento è la casetta di Babbo Natale aperta questa mattina.
I bambini possono ritornare a giocare insieme in piazza San Giacomo per il Natale. Casetta di Natale, ludobus sono a disposizione nei fine settimana a partire da oggi per intrattenere le famiglie con cori, concertini, rappresentazioni a tema natalizio, giochi e laboratori con tanto di animatori in costume. Gli eventi sono organizzati dall'Ufficio Turismo e Grandi Eventi del Comune di Udine in collaborazione con il Ludobus e la Società Filologica Friulana. Parte oggi ma durerà fino alla vigilia di Natale, quindi fino al 24 di dicembre, prevede animazioni, giochi, laboratori dove potranno sviluppare i bambini, che oggi sono già tanti, numerosissimi, con le loro famiglie, la loro creatività, la loro fantasia, e creare quell'atmosfera magica che per tutti noi rappresenta il Natale. Mi auguro che questo messaggio arrivi a tutte le famiglie, perché abbiamo bisogno anche di socialità, abbiamo bisogno di fare festa, abbiamo bisogno di festeggiare il Natale con quelli che sono i nostri simboli, qua, dal Babbo Natale all'albero di Natale, dagli elfi, ma soprattutto anche tramite il gioco. Siamo allo sport, è finito 67-66 il primo storico incontro in campionato tra UEB Gesteco Cividale e APU Old Wild West Udine, con la vittoria dei Ducali spinta da 2500 tifosi sugli spalti. Decisivo l'ultimo canestro di Miani e l'azione non conclusa da Udine sullo scadere. Non poteva che concludersi con un finale da cardiopalma, il primo derby di A2 tra UEB Gesteco Cividale e APU Old Wild West Udine. A 43 secondi dalla fine il tabellone segna 66-66 quando la palla arriva a Rodney Clark, tiro da 3 stoppato dal ferro, Miani va sul rimbalzo e si prende 2 tiri liberi. Ne mette dentro solo uno, Sherry riparte ma si trova davanti Rota, un rimbalzo di troppo, palla per terra e il tempo finisce. Esplode la festa del Palagesteco, migliaia di persone in festa e la curva bianconera che incita comunque i suoi, sconfitti dalla mina vagante neopromossa. Decisivi, e a vederla con il senno di poi non poteva essere diversamente, Rota e Brisco, i migliori delle due squadre, 18 punti a testa, ma decisivo è anche il quinto fallo dell'americano che lo porta ad accomodarsi in panchina e a lasciare i suoi senza il faro del gioco. Triple schiacciate contropiedi, i 2500 del Palagesteco non si sono certo annoiati con una partita tirata fino all'ultimo secondo. 23-16 il primo quarto, 13-20 il secondo, 13-18 il terzo e 18-12 l'ultimo. Segni di una partita combattuta e che poteva finire in qualsiasi modo, ma che alla fine sorride la neopromossa, ora quinta da sola in classifica, mentre per l'APU è già tempo di salutare il primo posto, restando comunque nel gruppone delle seconde. Entusiasmo alle stelle tra i cividalesi, con in testa il presidente Davide Micalig, presente anche il presidente regionale della Federbasket Adami, che ha detto è uno spot per la pallacanestro FVG. Noi non ci sentiamo rivali di nessuno, noi ci sentiamo solo rivali di noi stessi, proviamo sempre a alzare il nostro livello, il nostro massimo, per regalare soddisfazione a questo pubblico incredibile, a questo progetto in cui tutte le cose sono molto semplici. C'è un presidente che fa presidente e cerca di non fare danni e recupera le risorse per pagare i giocatori. C'è un allenatore che fa l'allenatore, uno staff che fa lo staff e i giocatori che mettono un cuore incredibile e che stasera credo abbiano meritato di questa vittoria. Al di là di tutto io sono contento per loro, se lo meritano, sono un gruppo bellissimo. Lo sport insegna che bisogna sempre guardare avanti. Noi in silenzio abbiamo guardato avanti e adesso abbiamo vinto 7 partite, perché per me la cosa più importante è che abbiamo 14 punti in classifica. Io guardo sempre dietro perché stasera si fa festa in una cornice da sogno. Se io faccio basket da 50 anni, io ho dato il fatto ai ragazzi, io vivo per serate del genere. Adami, questo prima di tutto è stato uno spot del basket in provincia di Udine e del Friuli Venezia Giulia? Ma assolutamente sì, in valore assoluto, palazzetto pieno, grande entusiasmo. La partita è stata tirata, non esiste il pareggio, lo dico da presidente in questo sport, da presidente regionale, quindi alla fine una ha vinto e una ha perso. È stata una bellissima partita, questa è una serata senz'altro da ricordare per la pallacanestro provinciale e della regione, in assoluto. E vi ricordiamo che la partita sarà trasmessa in replica da Telefriuli questo pomeriggio alle 14:30 e questa notte alle 23, subito dopo la seconda puntata di Palla 2 con immagini e interviste esclusive. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.